Si è tenuto a Mogliano il 9° congresso regionale della FNP, il sindacato pensionati della CISL. Una delle giornate del congresso è stata dedicata al problema dell'assistenza sociosanitaria agli anziani non autosufficienti nel Veneto. Se pensate che a livello nazionale ci sono 3 milioni di persone non autosufficienti e 200.000 sono in Veneto, significa che non tanto i 200.000 anziani o disabili stanno male, ma significa che abbiamo 200.000 famiglie che stanno male. I 721 milioni che il Veneto spende per l'assistenza agli anziani non autosufficienti restassero anche così, perché ci rendiamo conto che chiedere risorse ancora diventa estremamente difficile. Ma se anche fossero solo quelli e usati con i parametri della legge sulla non autosufficienza, noi riusciremo a dare un'assistenza molto migliore, molto più di qualità. Nell'occasione sono stati presentati i dati della ricerca commissionata dalla FNP CISL Veneto alla Fondazione Corrazzin. Sono state scelte 10 ULSS sulle 21 venete, un modo per avere un quadro rappresentativo del tasso di vecchiaia nel Veneto, attraverso questionari e interviste ai dirigenti sanitari, per mettere in evidenza il tema delle comunicazioni di comuni e ULSS. Allora, quello che abbiamo riscontrato è stato che i rapporti sono i più vari, non c'è un modello prevalente, in ogni ULSS, che sono molto differenti l'una dall'altra, la situazione è molto diversa dal punto di vista della comunicazione e in particolare dal punto di vista di quelle materie delegabili e di competenza dei comuni che possono essere delegate e coordinate dall'azione delle ULSS. Nelle 10 ULSS selezionate per l'inchiesta, le migliori sono risultate Padova e Feltre. Va anche considerato comunque che questi sono due casi di ULSS particolare. La ULSS di Feltre è una ULSS relativamente piccola, anche se ha molti comuni, e la ULSS 15 padovana, che è una ULSS media, però ha un rapporto e anche un indice di anzianità tra i più bassi, anzi il più basso del Veneto. Un altro problema, il tema riguardante il rapporto dei pazienti con il medico di famiglia. È un sistema che ha bisogno di essere riorganizzato. Il medico generalista, il medico di base, quello che chiamiamo medico di famiglia, dovrebbe essere la figura che tiene insieme la storia delle persone, che aiuta le persone a capire come orientarsi e come muoversi.